È un effetto stranissimo vedere una donna così vivace, così piena di vita come lei, vederla ferma. Io la guardavo e avevo l'impressione che in ogni attimo avrebbe cominciato a parlare, a dirmi qualcosa. È un pezzo veramente della nostra vita che se ne va. Questa è la sensazione di Red e Bea Canzian, che hanno seguito Elsa Svalduz fino all'ultimo respiro e oggi con i figli Chiara e Philip l'hanno accompagnata nell'ultimo viaggio. Assenti invece gli altri VIP che per anni hanno frequentato, si sono confrontati e si sono vestiti dalla regina trevigiana della moda. C'era invece tutta la sua Treviso. I volti e i personaggi che incontrava ogni giorno in quel rito che era il caffè in Piazza dei Signori. Imprenditori che a lei si sono certamente ispirati come il giovane Alessandro Cappelletto, ma anche chi come Foto Piccini l'ha per anni immortalata a Treviso come a Cortina. E ancora chi come l'architetto Fantin condivideva con lei la passione per la trevigianità. Volti e ricordi come quello di Arturo Filippini, che vede ancora il lungo passo di Elsa all'entrata del suo Tulà. Era lei che comandava. Ma è stata anche ambasciatrice magari dei nostri piatti con i VIP, perché lei portava... Molto. Qual era il piatto che preferiva? Ma era abbastanza semplice di gusti, era abbastanza semplice di gusti, però era uno che quello che voleva ordinava. Una cerimonia sobria, con dei tocchi che certamente le sarebbero piaciuti, come il mazzo di rose bianche che ha preceduto nell'ingresso la bara. Luminoso il riferimento ad Elsa nell'omelia di Don Giorgio Riccoboni. Amava passeggiare per le vie, intrattenersi cordialmente con chi incontrava e conosceva, ed erano davvero molti. Mi sento bene in piazza tra la gente. Era una persona evidentemente solare. Un saluto composto, come certamente lei avrebbe voluto, per lato della tristezza e di una città che ha perso non solo una delle sue personalità, ma uno stile inimitabile. Quella sottile malinconia in questo addio che si è sciolta nelle note dell'adagio di Albinoni, quasi a richiamare la fine di un cammino terreno, come quello descritto da Pasolini nel Vangelo secondo Matteo, film in bianco e nero, tonalità preferite, da Elsa, regina della moda trevigiana.